vai giù, basta. Mi sto incazzando veramente, vai giù. Maradona è più forte di Messi, basta, finiamola qui. Basta, basta. Mi sto scocciando, basta. Vabbè, vai giù, io vi saluto, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspettateci mercato, Batman Napoletano, come state? Vai giù, spero tutto bene. Allora, oggi prima di incominciare col video vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di lasciare un bel commento, così le visual salgono. Anche nello scorso video avete lasciato un sacco di voi un bel commento, mi fa piacere, le visual stanno salendo. Vi ricordo di anche condividere il video. Allora, vai giù, cominciamo subito perché io mi sto scocciando qua, vai giù, veramente non ce la faccio più, a sentire. Allora, sui social, particolarmente su Instagram, non voglio fare nomi per privacy, però chi sa, hanno incominciato da un po' di tempo a questa parte a dire no, ma Messi è più forte al mondo, è più forte di Maradona, è più forte di tutti quanti, di questo, di quest'altro, di quest'altro, di quest'altro, è più forte di Pelé. Ma giù, io dico con tutto cuore, Maradona per quello che ha fatto vedere, per quello che ha fatto vedere Maradona, cioè va giù, ci scatta capo a tutto quanto, va giù, ci scatta capo a Messi, va giù, cioè ma che stiamo dicendo, va giù, dai, dai, ma che cosa vogliamo, dove vogliamo andare a parare, va giù, dove vogliamo andare a parare, c'è gente così ignorante, ok? Io dico calcisticamente perché non offendo l'intelligenza umana, ma io dico l'intelligenza calcistica, scusate. Vai giù, voi siete così talmente ignoranti, ma siete così ignoranti che praticamente, vai giù, paragonate Messi a Maradona. Ma lo volete io, vai giù, ma che stiamo dicendo? Vai giù! Cioè, dove vogliamo andare a parare? Cioè, voi dove volete andare a parare nella vita? Vai giù! Se paragonate a Maradona, se mettete a paragone Maradona e Messi. Vai giù! Sciutato, vai giù, sciutato! Maradona è nato livello, Maradona è il calcio. Ok? Quindi per quello che ha fatto vedere qua giù Maradona, cioè non si può mettere a paragone con nessuno. Messi è uno dei giocatori più forti al mondo degli ultimi 20-30 anni, anzi dal 2000 in poi è il giocatore più forte al mondo. Vediamo i paragoni proprio con Ronaldo perché proprio sono inutili. Poi questo non è il video adatto per i paragoni Messi e Ronaldo. Vabbè, c'è aggiungo. Maradona, ok? Se vi andate a vedere video anche solo di due partite, non dico tante, di due partite che Maradona ha giocato, soprattutto nel Barcellona e nel Napoli, qua giù, Maradona scattava la capo a tutto quanto, ha scattato la capo a Maldini, a Kakà, tutti quelli della sua epoca, gli ha scattato la testa, ma giù, ha scattato la testa a tutti quanti, le ha messe a bestia a sedere, a tutti quanti, ai migliori difensori che c'erano all'epoca, e voi volete pure parlare. Ma giù, ma che stiamo parlando? Ci stiamo raccontando il favolo, ma giù. Cioè, non sai, non sai quello che tenete in da capo, se tenete all'acqua, se tenete al posto di cervilla, tenete lo scotch, non lo so, va giù. Ma che stiamo friziendo, va giù. Cioè, ok, Maradona è, scusate, ok, Maradona è abboniato, ok, Messi è fortissimo, io sono fan di Messi, lo sapete, però mettere a paragone Messi e Maradona, ah giù, cioè, che stiamo a parlare? Stiamo dicendo, ah giù, cioè, sono due cose diverse, uno è il
più forte del calcio, è ha fatto la storia, ha rivitalizzato il calcio, e uno, nel suo semplice tra virgolette, successore, che è stato il miglior giocatore, secondo me, dal 2000 in poi, come già detto, e che semplicemente è il giocatore più forte che ci sia oggi, ok? È semplicemente il giocatore, secondo me, del secolo più forte, ma non della storia, del secolo 2000. Perché secondo me, come stiamo andando oggi, come sta andando oggi il calcio, non ci sarà nessuno come Messi, Ronaldo e Neymar. Ok? Vabbè, va giù. Io non mi voglio neanche arrabbiare più di tanto. Io vi lascio i commenti. Se volete commentare, potete. E vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e di condividere il video con più persone possibili. Ciao, a